Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Assassin's Creed 4 Black Flag. Come potete ben notare ci troviamo questa volta all'interno della nostra mappa d'osservazione. Abbiamo lasciato da poco con il nostro cetriolo di mare il porticciolo dal quale abbiamo ottenuto i nostri potenziamenti e adesso ci troviamo proprio all'interno di una nuova missione per capire più o meno cosa possiamo fare per divenire grandi e stimati pirati. Allora vediamo un po'. Il numero dei mercantili che solca queste acque è 3 volte il numero delle navi da guerra. Allora, ovviamente il cannocchiale l'avete visto all'interno dei gameplay precedenti, è lo strumento con il quale possiamo ben notare la stiva delle imbarcazioni nemiche, ma soprattutto anche la loro potenza di fuoco. Ovviamente sappiamo come utilizzarlo e quindi vediamo anche questa volta di scoprire qualcosa in più sulla nostra missione. Diamo un'occhiata. Già, caccia facile, ma in piccole dosi. Giusto. Quindi per stanare la marina bisognerà fare un po' di cagnata. Prendi il pesce piccolo e attiri quelli grossi. Esatto. Quindi saccheggia come meglio credi, capitano Kenway. Grazie amico mio, come avete ben potuto sentire ci ritroviamo adesso in mare aperto proprio per la conquista di 70 tonnellate di metallo. Allora, nel video precedente abbiamo notato che i nostri cari ragazzoni qui hanno bisogno... Brigantino della marina in vista! Perfetto, un bel brigantino in vista ragazzi, perfetto. Allora, prima di continuare vediamo un po' di ricapitolare cosa è successo nella missione precedente. In pratica abbiamo bisogno di 70 tonnellate di metallo significa ovviamente armi, proprio per aiutare la nostra congregazione di pirati a continuare a sopraffare le navi avversarie, ma addirittura altri fortini. Quindi per ottenere ovviamente potere abbiamo bisogno di queste armi da dare ai nostri uomini. Quindi vediamo di saccheggiarle immediatamente da un brigantino della marina spagnolo e sicuramente sarà una battaglia navale molto più complicata poiché non si arrenderanno facilmente. Adesso abbiamo imparato come si utilizza il cannone rotante e quindi vedremo un po' di cavarcela nella maniera migliore. Senza combattere. Chi vuole attaccare il brigantino ora? Gridate ragazzi miei! Eccoli qua! Per le mie orecchie. Uomini ai posti! Preparate i cannoni! Perfetto, 65 tonnellate di metallo, ci sono anche diversi barili di rum e un bel colpo potente. Procediamo a tutta vela, amico mio. Facciamo vela verso questo bel brigantino, attenzione. Allora, eccolo là, è appunto a nord ragazzi, un paio di gradi a ovest. Vediamo di spostarci immediatamente. Pronti al fuoco, miei uomini. Cannoni pronti, eccoci, fuoco! Iniziamo la guerra, andiamo, rallentiamo un attimino. Attenzione che anche lui farà sicuramente fuoco. È un brigantino spagnolo. Utilizziamo il nostro cannone rotante. Perfetto, attenzione. Ancora ragazzi, cerchiamo di aggirarlo in maniera oraria. Continuiamo, benissimo, cannoni di prua. Continuate ragazzi, continuate. Suonate la campana a raccolta. Raggiriamolo, i nostri violini come al solito. Ci vuole speronare, acceleriamo a tutta vela. Perfetto, altra cannonata. Ancora, benissimo, attenzione alla prua. Ci vuole attaccare della prua. Maledizione, siamo riusciti a scansarlo. Benissimo, attenzione, proviamo a girare, rallentiamo un attimino. Evitiamo che venga aiutato da altri uomini. Quindi facciamo fuoco nuovamente da questa parte. Attenzione, i nostri cannoni sono pronti. Facciamo divertire le loro aperture. Via, perfetto, un altro colpo di cannone rotante. Arriva una manciata di piombo su di noi, maledizione. Continuiamo, benissimo, vediamo di avvicinarci per un abbordaggio ragazzi. Prepariamoci, ancora un'altra cannonata. Attenzione, arriva, maledizione. Oddio, attenzione, ancora un altro colpo. Forza che lo buttiamo a terra. Avanti, grandi ragazzi, siete fantastici. Continuiamo, forza. Perfetto, fate valere voi stessi in questa bella giornata d'estate. Avanti, con vento in poppa. L'abbiamo quasi fatto a pezzi. Giriamo in maniera concreta. Cannoni di prua. Abbattiamolo. Perfetto, attenzione, vediamo dove va la palla incatenata. Lo blocca. Attenzione, vediamo dall'altra parte. Abbordiamolo capitano Kenway. Andiamo, perfetto. A forza, tutta manetta ragazzo mio. Avanti, ole. Vediamo se siamo riusciti ad arrivare in mare. Benissimo, aggrappiamoci su questo bel cannoncino. Ok, ecco i nostri membri della truppa. Avanti. Eccoli, sguainiamo le spade. Eccole qui, anzi no, ecco le spade vanno molto bene. Benissimo, dove siete brutti maledetti? Eccolo davanti a noi, avanti, 2 colpi in testa. Lascia stare i miei uomini. Attenzione, si contrattacca. Eccolo, dove vuoi andare? Bello, attenzione che l'equipaggio è molto ben serrato. Attenzione di dietro. Abbiamo perso un membro della ciurma. Vediamo con le nostre pistole ad avancarica. Guardate questo dannato con quest'ascia. Benissimo, attenzione, perfetto.
perfetto. Ah, questo parrucchino davanti a noi. Levati la parrucca, avanti. Ottimo, rotta la difesa e gettato in pasto ai coccodrilli. Benissimo, attenzione, ce ne devono essere altri da queste parti. Eccolo davanti a noi, beccati questo. Una bella pallottola nelle spalle. Attenzione, qui abbiamo il Signore degli Anelli con la spada, anzi con l'ascia. C'è Gimli del Signore degli Anelli. Eccolo qui, grande vittoria. Arrendetevi ragazzi miei se non volete finire in pasta ai coccodrilli. Perfetto. Allora, 65 tonnellate di metallo possono essere molto interessanti. Tutti a terra, mani in alto. Allora, 65 tonnellate di metallo. Abbiamo ottenuto, ok, anche 3 membri della ciurma, quindi possiamo vendere lo zucchero e il rum per ottenere 225 real. Va bene, ripariamo la Jack Dough intanto e i nostri violini come al solito ci ricompensano per la nostra grande missione. Allora, affondiamo la nave. Benissimo, mandata a fare una bella visitina a Poseidone là sotto. Ti divertirai amico mio. Attenzione, attenzione col tuo tridente. Vedi di distruggerla nella maniera migliore. Ok, attenzione, cosa possiamo fare? Siamo direttamente al timone, partiamo ragazzi. Ma che magnifica atmosfera con questa nave. Allora, ci servono altre 5 tonnellate. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta ad ottenere il carico sperato. Allora, cerchiamo un'altra imbarcazione. Scusate ragazzi se ieri appunto non sono riuscito a caricare alcun gameplay, però ci sono stati davvero diversi temporali da queste parti e quindi sicuramente era impossibile tenere la console accesa. Intanto le voci, le ugole dei nostri cari ragazzoni a tutta vela. Allora, cosa c'è da quella parte? Un abitante che vuole pescare qualche pesciolino. Ok, intanto vediamo da quella parte, ci deve essere qualcosa. Ecco là, un'imbarcazione a prua. Vediamo un po' che cos'è, possiamo guardare meglio. Deve essere una specie di brigantino. Vediamo un po'. Ecco, siamo molto vicini. Ragazzi, un attimino, cercate di non cantare adesso. Tacete per un po'. Attenzione che stiamo attraversando una zona sabbiosa. Mamma mia, potevamo rimanere anche incagliati. Allora, Dry Tortuga, un altro squalo. Aspettate. Intanto quella nave, che nave è? Legname e tessuto. Purtroppo non ci interessa. Vediamo intanto di procedere. Ragazzi, ho detto di stare zitti un attimo. Ok, perfetto. Allora, quella è una nave che non ci interessa. Vediamo invece da quest'altra. Guardate un po' quante imbarcazioni. Zucchero, colpo potente e mortai. Un mare un pochino agitato. Ci sarà una forza 4, forza 5 per questo mare, ragazzi. Vediamo un po' dalla parte sinistra. Allora, vediamo un po' da quella parte. Ci deve essere un'altra bella imbarcazione. Eccola, forse da quella parte. Vediamo un po', deve essere una specie di corvetta avversaria, però mi sa che non ci interessa. Ecco, forse da quella parte. Vediamo un po', diamo un'occhiata. Sembra una nave inglese. Vediamo un po' se è vero. Andiamo un pochino più da vicino. Eccola, la possiamo notare. No, è spagnola, barili infiammabili. Maledizione, non c'è una bella nave militare appartenente ovviamente al rango che ci interessa. Vediamo intanto di perlustrare questa zona. Ok, andiamo da quella parte. Forse c'è qualcosa di interessante. Attenzione, cos'è questa schermata in bianco sotto di noi? Attenzione, vediamo un po' se con il nostro cannocchiale possiamo vedere meglio. Eccola, vediamo una bella nave appunto in fondo. Forse è quella che ci interessa. Intanto vediamo di procedere. Stiamo andando intanto a tutta la velocità massima. Perfetto. Allora, stiamo procedendo probabilmente verso il nostro porto attuale. Quello deve essere una specie di brigantino della marina spagnola. Vedo la bella bandierona là in alto. Vediamo se possiamo ingrandire ancora di più. Diamo un occhio. Proprio adesso doveva passare dietro lo scoglio, maledizione. Vediamo un po'. Diamo un'occhiata da vicino. Avanti esce, amico mio. Nave spagnola di grandi dimensioni. Tessuto e rum, purtroppo. Niente, proprio nessuno si accinge a trasportare metallo. Vediamo da quella parte. Legname e tessuto. Ancora colpo di mortaio, colpo potente. Maledizione. Attenzione agli scogli. Vediamo di metterci meglio. Ok, da quella parte ancora i nostri yacht della marina ovviamente alleata. Meglio lasciarli perdere. Attenzione ragazzi, vediamo un po' da quella parte. Un altro bell'occhio. Niente, ancora rum. Però sono degli ubriaconi questi piratoni che si girano qua intorno. Intanto vediamo di passare immediatamente da questa parte. Guardate che onda che ci passa sotto. Apriamo le nostre vele. Ok, allora intanto vediamo di procedere ancora un attimino da questa parte. Vediamo un po' cosa abbiamo qui. Attenzione, siamo riusciti a notarla, maledizione. Ed eccoci ragazzi, dopo diversi minuti di ricerca finalmente si nota a prua una bella imbarcazione avversaria. Hanno del legname, addirittura anche del metallo. Vediamo di lanciarci immediatamente in mare. Siamo probabilmente a 350 metri di profondità. La nostra grande imbarcazione appunto accarezza queste fantastiche onde in una maniera davvero fantastica. Intanto vediamo di procedere dritto. Il nostro Adewale è sempre al nostro posto. Guardate un po' come ci incamminiamo a scavalcare questi giganti che marciano verso la costa, queste enormi onde. Intanto vediamo un po' da quella parte quello che combina questa imbarcazione.
la Griega, brigantino spagnolo appartenente al re Filippo. Intanto possiamo procedere a tutta manetta, siamo a circa 21 nodi con queste vele, ragazzi. Intanto vediamo se possiamo affrontarla. C'è addirittura un altro brigantino che potrebbe correre in aiuto, una bella goletta. Intanto continuiamo a procedere. Forza, hanno ben, vediamo un po', 35 tonnellate se non sbaglio. Perfetto, quindi possiamo addirittura affondarla per ottenere anche la differenza. Forza ragazzi, a tutta forza, preparatevi con i cannoni. Vediamo come sta andando la nostra ciurma, facciamola cantare per incoraggiarla. Eccoci quasi arrivati. Forza, scaliamo quest'altra bella montagnona d'acqua. Eccoli, prendiamoli di poppa ragazzi. Andiamo, cantate ragazzi. Qui c'è una bella goletta, vediamo di lasciarla perdere. Speriamo che non attirerà l'attenzione. Vediamo un po'. Andiamo, cannoni di prua. Avanti ragazzi, distruggete quelle dannate vele. Fuoco, eccole, 2 tonnellate di piombo che si infliggono addosso a questa bella imbarcazione. Combattimento in alto mare, si arriva a tutta manetta. Attenzione, fuoco ragazzi, fuoco, punto critico. Benissimo, continuate, combattiamo addirittura sulla cresta dell'onda. Ancora, benissimo, un altro colpo verso il cannone principale della nave avversaria. Ancora, suonate la campana della chiamata a raccolta. Perfetto, ecco un altro. Grandi, ricaricate ragazzi, ricaricate, ci servono i nostri violini. Senza i violini non combattiamo. Avanti, un altro colpo interessante. Attenzione, acceleriamo per non essere colpiti. Acceleriamo. Benissimo, lanciamo in acqua i nostri cannoni principali. I nostri barili principali. Perfetto, vediamo di ruotare attorno ad essi. Giriamo, perfetto. Viriamo da questa parte, facciamo fuoco immediato. Fuoco al nostro cannone principale. Benissimo, anche dall'altra parte. Ottimo fuoco di prua. Ancora, lanciamo immediatamente tutta la nostra foga verso questa dannata imbarcazione. Ok, vediamo di raggirarla per iniziare l'abbordaggio. Avanti ragazzi, un altro colpo principale. Eccoli che arrivano, accompagnati dalla forza motrice del mare. Mamma mia, eccoli, sono in fiamme ragazzi. Attenzione, vediamo se possiamo colpirli di sbiego. Eccoli, non vorrei essere affondato. Avanti, forza che riusciamo a farli a pezzi. Avanti, un altro colpo. Benissimo, mi sa che l'abbiamo distrutta. Avanti che ci riusciamo, avanti. Mamma mia, siamo stati un pochino severi. Vediamo un po' quello che succede, vediamo se possiamo abbordarla immediatamente. Avanti ragazzi, preparate gli arpioni e le funi. Ce l'abbiamo fatta, uccidi la ciurma nemica. Avanti Edward, a tutta manetta, prendiamoci questa bella fune. Attenzione che il mare qui è alto, non è che ci afferra qualche medusa e ci ammazza. Ma c'è un'altra nave che è entrata in combattimento. Notiamo, stile libero, 100 metri, stile libero, attenzione. Possiamo fare anche un bel po' di dorso. Saliamo dal timone nemico. Maledizione, è troppo ripida la zona. Vediamo se possiamo attendere il movimento incessante del mare. Avanti, qui possiamo aggrapparci. Benissimo, attenzione, i nostri uomini. Eccoli, facci entrare, maledetto. Eccolo che vuole combattere. Vieni qua con i nostri spadoni. Attenzione, il sergente Grassia dietro di noi. C'è Zorro in persona qui. Attenzione, eccolo. Di qua, bello. Dovevamo ricaricare. Pessimo errore. Maledizione, ci ha affettato il sergente. Dove vuoi andare? Bello, attenzione. Mamma mia, aiutatemi ragazzi. Forza, c'è il vostro capitano qui. Avanti, grande fuciliere. Allora, ricarichiamo immediatamente. Avanti ragazzi, mentre io metto un pochino di piombo all'interno della mia pistola. Cercate di far fuoco. Allora, abbiamo perso un membro della nostra ciurma. Dove siete? Eccoli qua. Beccatevi questo. Attenzione, grande colpo. Vediamo se possiamo sparargli alla testa. Vuole, benissimo. Attenzione, con un altro. Vieni qua, bello. Qui c'è il nostro grande capitano. Attenzione con queste parrucche. Vattene via. Perfetto, attenzione che forse li abbiamo massacrati. Ne rimane ancora un altro ed ecco che la ciurma nemica si arrende, alza la bandiera bianca ed è costretta nuovamente a porgere tutto il loro ben di Dio che hanno raccolto all'interno della loro stiva a noi stessi. Allora, vediamo un po'. 25 di legname, 35 di metallo. Perfetto, possiamo riparare la Jack Dower e ovviamente fuggire nuovamente in alto mare. Fate fuoco ragazzi. Benissimo, abbiamo abbattuto finalmente. Com'è andata? Sicuro un gran bottino. Ora è il momento di ungere cattivo e tornare. Giusto. Come possiamo liberarci della notorietà acquisita? I soldi, amico. Se corromperai l'ufficiale governativo giusto, ti toglierai quei soldati di fuori. Bene, facciamo.
Voglio incontrare questi buoni samaritani al più presto. Oh, ci stanno inseguendo, ragazzi. Maledizione, hanno visto che gli abbiamo dato fastidio. Eccoli, una bella goletta nemica ci insegue alla nostra destra. Fuoco, ragazzi, non dobbiamo essere abbattuti. Attenzione, va dove vuoi andare, amico mio. Attenzione, evitiamo di abbordarla. Giriamo immediatamente qualche grado a ovest. Benissimo. No, lasciamola perdere, non dobbiamo depredarla. Facciamo vela per Salt Key, il nostro porto principale, a tutta manetta. Benissimo, allora 1500 metri, perfetto, circa 1,5 chilometri. Intanto qui come sta andando? Allora, avevo visto questa specie di isolotto qui alla nostra sinistra, però, ma che cos'è quella nave? Cannocchiale, vediamo un po', brigantino, Blessed Sofia, vediamo un po', 55 tonnellate di metallo, è una nave con vela rossa, cioè, ma che nave è, maledizione? Possono essere anche altri pirati, però ci stanno inseguendo, non è che hanno un motore a diesel, ecco perché sono così veloci, ragazzi, date un'occhiata, ancora procedono, proprio fanno vela contro di noi, vediamo di essere più rapidi, ancora stiamo cercando di salpare nei riguardi della nostra Salt Key, un altro occhio col cannocchiale, ci inseguono questi maledetti, vediamo di gettare in acqua un pochino di barili infiammabili per dargli una bella lezione in attesa che vadano a colpirli. Intanto vediamo cosa sta succedendo a prua. Benissimo, continuiamo. Intanto dobbiamo parlare con l'ufficiale locale per avere quindi informazioni probabilmente sulla nostra nuova merce rubata. Attenzione, vediamo di far fuoco a quel barile là sotto. Perfetto, andatevene via, ragazzi. Speriamo che a Salt Key qualcuno ci salvi, come dire, magari qualche bel marinaio, perché se questi continuassero a seguirci non so fino a che punto riuscirei a stargli dietro. Ok, eccoci arrivati, la nostra patria di salvezza. Però guardate che figo il mare quest'oggi, ragazzi, una bella giornata, non ci sono tempeste, non ci sono onde anomale, quindi possiamo essere abbastanza contenti. Ok, 400 metri, chissà quanto ce la valuteranno tutta questa roba. Eccoli ancora che ci seguono, proprio fino alla fine, ma non credo che arriveranno fino in città. Ok, vediamo un po', stiamo salpando, ragazzi, tranquilli. Ok, vediamo se per adesso possiamo lasciare un pochino la vita di mare, perché è davvero un bel po' che ci ritroviamo ancora in alto mare per il combattimento e quindi per la conquista di determinati oggetti. Eccoci, vediamo se possiamo attraccare. Ah, siamo in salvo, perfetto, avevo intuito bene. Ok, rallentiamo. Eccoci qua, ancora a terra. Oh, scusate, ragazzi. Scusate. Attracchiamo. Con calma. Benissimo, quella dannata imbarcazione ci sta ancora seguendo. Vediamo un po' quello che intende fare. Vai via, non è zona tua, vai via, ci stanno tirando al molo, benissimo, grazie ragazzi, scusatemi se vi ho distrutto qualche capannina lì degli indigeni, però davvero non sapevo, non me ne sono reso conto. Vediamo un po' la nostra pistolona, vediamo di ricaricarla, guardate che figa questa bella pistola da mancarica, andatevene via se no vi sparo un bel proiettile in testa, brutti maledetti. Ok, vediamo di gettarci un attimino in mare, ok, alla grande, avanti amico mio, facciamo un bel salto fuori dalla nave, benissimo, ok, scusi, maledizione, ma passiamo. Allora, con chi dobbiamo parlare? Qui ci sono sempre i soliti ragazzi che pescano. Vediamo se possiamo gettarlo in mare a questo ragazzone, come al solito. Vediamo un po' chi era quello che abbiamo fatto cadere in mare. Mi pare che era da queste parti. Comunque andiamo a parlare con il nostro ufficiale principale. Vediamo se possiamo andare da questa parte. Benissimo, scusate ragazzi, oggi il mare è fantastico, potete pescare proprio alla grande. Allora, l'ufficiale in seconda deve essere appunto da queste parti. Vediamo un po'. Allora, eccolo qui, deve essere probabilmente vicino al falò. Vediamo quello che intende fare. Devi darti alla macchia? Come? Ma sembra un ufficiale spagnolo. Dobbiamo corromperlo con 200 real. Ottimo. Va bene. Gli farò dimenticare che esisti. Ah, ho capito. Probabilmente forse eravamo inseguiti da... Ah, ora forse capisco. Quella imbarcazione che appunto avevamo alle costole. Vi ricordate ragazzi quando appunto all'interno dello scorso video è apparsa quell'icona che ci ha fatto capire che c'erano ovviamente delle imbarcazioni che potevano seguirci se aumentavamo ovviamente il nostro livello di notorietà? Quella era una nave cacciatrice probabilmente spagnola che mirava appunto a distruggerci. Noi corrompendo questo ufficiale probabilmente abbiamo eliminato la nostra taglia. Quindi correggetemi se sbaglio, però potrebbe essere l'ipotesi più adatta alla nostra situazione. Intanto dobbiamo comprare appunto dei cannoni da bordata per rendere la nostra Jackdaw molto più interessante. Ok ragazzi, fatemi un attimino un po' di spazio nella nostra imbarcazione. Eccoci qua, cabina ovviamente di bordo. Vediamo un po'.